Ciao persone, sono l'assessore Ciano Contin, benvenuti a Discovery Channel. Assessore, pronto, si ricorda tutto? Non avevo dubbi. Sento di avere qualche piccola laguna sul testo. No. Ecco, è meglio magari se mi fai un epilogo sul Riepilogo. Senz'altro, perché non vorrei incapperare in errori, capisci? Incappare, assessore, incappare. Facciamo anche un riepilogo di italiano, magari? Se dici che serve, se Direi di sì, direi di sì. Come ricordo tu? Comunque oggi nel primo video diamo una panoramica generale su quella che era la Via Annia, Esatto. che era una strada romana naturalmente che probabilmente partiva da Adria, anche se il punto di partenza non era certo, ma sicuramente arrivava ad Aquileia. No, Aquileia? Sì. Excepto che gonna sia Aquileia, Mesia Gigliola, posso salutarla sul video secondo te? No, non si può. No, direi di no, non è il caso di salutare. Mi segua. Questa strada romana venne costruita tra il 153 e il 131 a.C. 22 anni che ho messo a farlo. Siete stati bravi di aprire Montana e più veloci i romani. Assessore, si concentri cortesemente. Allora, il nome Annia derivava da Tito Annio Rufo, che era il magistrato romano che diede il via alla costruzione, insomma, della via, che era lunga 200 chilometri. Sì. Gratis? Sì, ma cosa c'entra? Serio? In che senso? Non capisco. No, perché mi covavo a trovare Mesia Gigliola a Aquileia, eisi 25 euro tra andata e ritorno. E ora, se mi dicevi prima che era via Annia, a gratis parliamo molto di schelli. Senta, assessore, no, non è questo il punto, ma poi voglio dire, non è più percorribile la via Annia. No, ma ormai si parla dal 400 d.C., ormai sono 1600 anni. 1600? Sì, certo che sì. E ora forse se per quello che non mi ho capito Mesia, se vecchia Mesia Gigliola, ma no così tanto, certo. No. Assessore, iniziamo, Esatto. Sì. Ciao persone, sono l'assessore Ciano Contini. Oggi mi trovo ai Musei Civici di Padova, dove sono conservati numerosi reperti dell'antica strada romana Via Annia, una via che collegava il nord Italia al resto della rete viaria della penisola italiana. E una rete di strade molto ben collegate, simili alle attuali autostrade, però una volta erano a grati. Ogni modo, questa grande rete stradale ha coniato il proverbio: tutte le strade portano dove era? Come si chiama? Tutte le strade a Aquileia da Mesia Gigliola. Ciao zia! Il nostro territorio custodisce preziosi tesori nascosti, luoghi antichi e meravigliosi che da secoli raccontano crocevie di scambi, incontri, conflitti e storie di vita. Luoghi che hanno disegnato il corso della nostra storia, colorando l'identità che oggi ci contraddistingue. Riscoprire la Via Annia per rivivere le nostre origini, il nostro territorio, la nostra storia. Sai che secondo me, ci pensavo, la Via Annia è stata importante anche per la lingua. In che senso? Prova a fare che caso, no? Per esempio la parola semo si usa sia in romano sia in veneto, no? Si dice semo da Roma, semo da Padova. Cioè, capito l'incredibile? Che il semo è arrivato fino al giorno d'oggi. Sì, ne ho anche uno davanti. In che senso? Ecco, appunto.